Nello da Secondigliano. Non ti ho sentito, mi scusi. Sono Nello da Secondigliano. Ciao Nello, dimmi. Senti, vorrei sapere Quando è nata lei? 1-4-68. Questa è la donna? No, Questa è no, la vostra data? no, la mia data. Ah, scusate. Quando è nata la donna? No, veramente non c'è ancora, non c'è una Devo donna. sapere se in poche parole si trova una compagna, vediamo un attimo. Sì. Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Fa un lavoro un po' pesante lei, Sì. Scostate anche una divisa. No, la divisa no, la divisa della ditta, sì. Io vedo una divisa azzurrina, bianca qua, verso i due di colori. È bianca e a strisce, sì. Perciò Faccio il trasportatore. ho visto due colori, bianchi con delle strisce tipo tubi benzina dell'IP, tipo strisciata dietro. Sì, anche davanti. Senti, tu troverai una compagna. Troverai una compagna e le tue cose andranno bene. Ma tu hai avuto una forte delusione, figlio mio. Sì. Hai pianto molto, cioè dico con il cuore hai pianto, no? Con il cuore, sì, sì. Perché tu lo sai. 5-6 mesi fa. Ma dimmi una cosa, ma questo era Perché l'ho beccato. Ma mi sei corno, bravo, Ma che l'ho beccato in due bagni con... Come nel bagno? Qual è il bagno? Nel bagno della mia casa. Adesso non può parlare di questo. No, non ho parlato di nuovo, però in due bagni con una persona. Gesù, che schifo! Che svergogna! Ma come si è permessa? E chi era un pubblicista? Veramente mandato perché poi lo sa, fornica dalla ragione e si passa a torto Ma poi. in effetti mi vuoi spiegare, guarda, tu hai aperto la porta di un bagno, sei entrato in casa, hai aperto la porta e hai trovato tua moglie che si vendeva una. Bravo, bravo. Sei come le calette a bocca. Non proprio così, però qualcosa se non facendo, perché si vedeva che si prendeva una situazione Ma che... che mestiere fosse questa bella persona? Ma veramente non lo conoscevo proprio, non lo conosco proprio. Poi mi sono andato di casa perché la città medica dalla ragione pazzo torta, così per i familiari, uno sa che comunque che schifezza, ma che schifezza, che vuoi stomaco, in dalufessa, con tutta quella puzza, ma poi a parte che sei stata una donna irripugnante, sai che ha fatto l'amore in tu sesso proprio e ti ha messo ti ha fornificato con un gabinetto, ma che sei scema sta femmina? Sì, se no, la troverò qualcun altro, perché sto mai chiuso proprio con me. No, ma te capite, è uno schifo totale. Ma stava piegata lei? Che forma stava? Stava piegata? Quando io poi sono entrato, poi si sono spostati, però si vedeva che già la gonna un po' alzata, si vedeva che stai facendo qualcosa. Insomma, sono negato pure, ma come tu stai chiuso là nel bagno, che devo negare? È normale, sono conto che stai suonando la chitarra, no. E poi sono andato perché la città medica me ne va, perché poi lo sai com'è. Ma stiamo suonando la chitarra? Io va a una mazza ce la sono a capo a tutte e due, però ci che fa, farò come una cosa vera. Una puttana, scusa, non vale la pena proprio. Sapete che tu troverai una brava donna che ti farà i cattoi patana, mangerai benissimo, una grande cuoca che vedo qua, è una ragazza eccezionale. Vai avanti, non so più a quella scimanfru, hai capito? Vabbè, grazie. Non so più, ciao, auguri. Grazie. Si bagna sempre andare su bidello, si bagna sempre andare su bidello, è una cosa esagerata. Signori, basta con i bagni! Io vado in privato, signori, vado in privato all'899 48 46 10. Non ce la faccio.